Mercoledì sera verso le 20:30 ad Olo un paraciclista è stato investito mentre si stava allenando. Si tratta del campione di paraciclismo palestinese. Chi lo ha investito a bordo di un SUV sarebbe scappato lasciandolo sul ciglio della strada. I carabinieri stanno continuando le indagini, in forse la partecipazione ai prossimi mondiali a Zurigo di paraciclismo, anche per le condizioni in cui è stata ridotta la bicicletta. Interviene quindi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che definisce l'omissione di soccorso un grave reato. Chi non si ferma a prestare soccorso alle vittime di un incidente in cui è coinvolto viene meno al senso civico e al codice penale. Si tratta comunque di delinquenti che Zaia si augura in questo caso decidano di autodenunciarsi, portando a un chiarimento sulle dinamiche dell'incidente. La conferma delle responsabilità e della volontarietà della fuga vorrebbe applicata la legge con rigore. Zaia propone che se dovesse servire sarebbe utile un inasprimento della pena.